Interessante serata, giovedì 23 marzo, nella sala consigliare del Comune di Taglio di Po, per la serata Lavoro da uomini fatto da donne, organizzato dal Comune di Taglio di Po con la Commissione Pari Opportunità e la Biblioteca Comunale di Taglio di Po. L'incontro con donne intraprendenti che affrontano il mondo lavorativo superando ostacoli e pregiudizi. Ascoltiamo le testimonianze di Giovanna Loscarina e la presentazione del libro di Luana Castelli. Le donne che lavorano in ambienti tipicamente maschili tendono ad essere relegate a mansioni più femminili, a prescindere dalle proprie competenze. Per fortuna i numeri dei lavori da uomini fatti da donne sono in aumento, sintomo che forse qualcosa sta cambiando, anche se i pregiudizi sono ancora forti. Ora iniziamo a presentare le nostre due amiche, le operatrici, con Giovanna Loscarina, operatrici ittiche o come loro possono anche essere chiamate popolari. Sono le 4:30 del mattino e ci troviamo nel comune di Porto Tolli, località Sacca di Scardovari. Il nome Scardovari deriva dai pescatori di Scardove, pesci d'acqua dolce che erano presenti in quella località. L'enorme specchio d'acqua, dove le acque dolci del Po si mescolano con quelle del mare, è il punto dove avviene la raccolta delle vongole. Questi pescatori e pescatrici si definiscono contadini del mare, riuniti in cooperative che compongono il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine. Da quello che ho letto, intorno ai 1500 componenti, di cui più della metà donne. Il consorzio indica i punti di raccolta, quelli di semina e verifica i tempi di attesa necessari per la crescita dei molluschi, che dura circa 2 anni. Carichiamo la macchina con tutta l'attrezzatura che ci riguarda per arrivare alla pesca, alle lagune di pesca. Arriviamo in barca, scarichiamo la macchina, portiamo tutto in barca e facciamo il tragitto fino alle 6:30 e arriviamo sul posto di pesca, il quale ci danno il via, diciamo, di pescare dei guardie che ci sono lì sul posto, e lì cominciamo a attrezzarci con la rasta. Io scendo in acqua con la mia bella moto. L'acqua non è sempre fino all'ombelico, a volte anche fino alla voglia, però massimo io scendo in acqua e raccolgo le vongole, la rasca con la pompa, e Oscarina è su in barca che mi aspetta che quando arrivo alla barca gli do il prodotto, e lì c'è del peso. Se un uomo fa meno fatica di una donna, però noi invece la facciamo lo stesso, perché siamo donne e ce la dobbiamo fare. Invece nel vostro caso l'imbarcazione, l'equipaggio è solo il femminile, e da quanto mi avete detto voi, da quanto poi mi sono informata, credo che ci siano forse o loro come equipaggio femminile o al massimo 1 o 2 di imbarcazioni d'equipaggio solo al femminile, per cui è una dimostrazione che se si vuole fare, si fa. Ma ti faccio una domanda, mi fa, ma tu non cambieresti lavoro? Perché vai in acqua? Ma che lavoro c'è migliore di questo? Lavori 2 o 3 ore, poi va a casa, 4 famiglie. Intanto buonasera a tutti e a tutte e grazie per questo invito. Noi siamo sempre molto contenti di raccontare la nostra storia e soprattutto l'esperienza di questi 10 anni di viaggi a remi. Ogni anno abbiamo fatto viaggi diversi, siamo stati anche all'estero, sempre con la voga veneta, cioè la voga in piedi. Il libro, è vero, l'ho firmato io sono Luana Castelli, ma in realtà l'ho fatto insieme a me, stasera c'è Marzia Bonini, però dovete immaginare che oltre a noi abbiamo più di 30 donne che hanno viaggiato e hanno partecipato ai viaggi, e alcune di queste hanno scritto con me il libro di fatto durante la quarantena del 2020. Ci ha fermate il Covid, e però noi in quell'occasione abbiamo approfittato e abbiamo scritto il libro. Ecco, diciamo che quello che
volevo fare una nota sul titolo che è stato dato a questa serata, perché quando l'ho letto mi ha colpito molto e inizialmente non positivo, no? Ma come mestieri da uomo fatti da donne, no? Come se questo fosse un, fra virgolette, di meno. Poi pensando anche alla nostra esperienza, noi quando siamo partite per il primo viaggio a remi da sole, hanno detto, a Venezia, come se fossimo abbandonate, no? E c'è qualcuno che ha detto ma probabilmente non riuscite a tornare in veneziano, ecco. Allora questo effettivamente, poi mi sono ricordata di questa cosa, ho detto beh, insomma, le cose effettivamente vanno un po' così, a volte non si ha l'idea che del valore delle donne di fatto, perché a Venezia le donne hanno sempre usato la barca. Storicamente le regate femminili erano quelle più seguite, che venivano organizzate per accogliere personaggi famosi, i re in visita alla Serenissima, e dunque oggi però le donne hanno dovuto combattere, per esempio, per fare la gondoliera, hanno combattuto anni, e solo da 3 anni, credo, 5, no, prima del Covid. Ecco, 5 anni abbiamo ottenuto che ci siano delle donne che possono fare l'esame e diventare gondoliere, e il premio alla regata storica a cui partecipano anche le donne, quelle in Canal Grande di settembre, i premi adesso sono uguali per le donne e per gli uomini. Tenete conto che io ho sentito Oscarina e Giovanna che hanno raccontato troppo brevemente, perché io avrei 100 domande, credo, ma poi magari scambiamo, ecco, da farvi. Credo che, per esempio, mi ha colpito molto quello che loro hanno detto, no? Che si alzano presto la mattina e poi hanno tutta la giornata da dedicare magari alla famiglia e a tutto il lavoro. E questo è un'esperienza che abbiamo come donne, credo tutte, chi fa le regate, chi va a lavorare, poi però anche il lavoro a casa. Dunque questo valore del lavoro delle donne, che è sempre doppio, credo che sarebbe il tempo per, insomma, per affermarlo molto di più, perché insomma la forza che hanno le donne non è magari quella fisica degli uomini, questo non è difficile ammetterlo, perché non ammetterlo, però insomma è una forza che viene anche da altro, delle differenze che sono comunque una ricchezza.